Nella vita e nella morte ci sono le cose vere e le cose supposte. È vero, è vero. Le cose vere mettiamole da parte, ma le supposte dove le mettiamo? Direi che per il momento accantoniamo le supposte. Sì. E noi invece non accantoniamo proprio niente perché le cose supposte ci piacciono le supposte, ci piacciono le cose vere, ci piace tutto ciò che fa parte dell'umana attività e ci piace dialogare a questo punto alle 10:30 in questo meraviglioso, fantastico, ineguagliabile. Non è mai accaduto che ci fosse un agosto così come quello del 2025 con Antonino Danna che si è appena spupazzato tutti i giornali e le fonti di informazione più o meno mainstream, non mainstream, di sotto, di sopra, a destra e a sinistra e ci può condensare un suppostone, un paio di suppostoni, anche 2 o 3 supposizioni, suppostoni, chiamiamoli così, in maniera non volgare naturalmente, ma facendo riferimento all'alta filosofia che abbiamo appena ascoltato nella clip del famoso film Totò, Peppino e la dolce vita, dove non si faceva seduta spiritica per trovare Aldo Moro, ma per ragionare appunto sulle cose vere e le cose supposte. Allora, Antonino, carissimo Antonino Danna, cosa hai trovato? Buongiorno. Cosa ci hai trovato di vero e cosa supponi nella tua supposta di oggi o nelle tue supposte? Perché a noi... Ma guarda, oggi sono supposte senza la vasellina però, perché francamente ti dico la verità, sono questa molto metafora incazzato. mi sta già inquietando. Ma sono molto incazzato. Oh, Madonna, perché... cosa è successo? Ma sì, perché ho diritto a non farmi trattare da terzo mondo da chi che sia e mi fanno incazzare, io ho appena chiuso la rassegna stampa con la notizia della candidatura di Pasquale Tridico alla Regione Calabria, portato da Giuseppe Conte. Sì. Qual è il primo degli obiettivi del programma del Movimento 5 Stelle per conquistare la Calabria? Il reddito di cittadinanza ai calabresi. Vabbè, cosa c'è di male? C'è di male che io ho 2500 anni di civiltà sulle spalle e non sono il terzo mondo di nessuno che mi devono fare l'elemosina per andare a dargli il voto nella cabina elettorale. L'ha fatto in tutta Italia, vuoi che non lo facciano anche in Calabria? Sì, ma siccome sono stati anche ampiamente sconfitti e mi pare che stiano all'opposizione, si siano ampiamente ridimensionati come suffragi e consensi, forse la lezione dovrebbe essere cambiate musica. Ma la cosa che più mi dispera, che più mi fa rabbia, è nel caso in cui io dovessi vedere l'elezione a furor di popolo di Tridico sulla base di questa promessa. Ma tu come la vedi da calabrese? I tuoi concittadini, conterranei, saranno sedotti da questa promessa o no, secondo te? Ma io temo che tanti saranno sedotti da questa promessa. Ergo chi è causa del suo mal? Sì, pianga se stesso, ma a me dispiace molto perché, vedi, cioè non è che la prima cosa che viene proposta è sradichiamo l''ndrangheta o sistemiamo la sanità dove c'erano i bilanci tramandati oralmente o completiamo la strada statale ionica, quello che volete voi, a parte il fatto che ci stanno lavorando con il vice premier leghista Salvini, tra parentesi, noi benefattori votati nel passato. Ma voglio dire, anziché discutere di queste cose, tu non puoi come prima cosa, vi diamo il reddito di cittadinanza, cioè tu mi consideri carne da cabina elettorale. No, poi com'è che fai a farlo su base regionale? L'ha spiegato il Tridico? Ma questo non lo so, comunque sul Libero c'era spiegato che i fondi europei non basterebbero, sono 300 milioni di euro all'anno. Ma dico io, anziché spendere 300 milioni di euro all'anno, che poi lo sappiamo come andrebbero a finire a chi non lo merita, a chi c'ha il lavoro in nero, a chi si fotte i denari e tutto il resto. Ma tutto sommato mi sembra una cifra modesta però, perché lì viaggiavano sui livelli, già tanti anni fa, quando noi ci occupammo delle inchieste sulla sanità, si viaggiava a decine di miliardi, quindi mi pare poco, mi pare perfino poco, Antonino. Ma io comunque non lo accetto e lo trovo un insulto a me in quanto calabrese. Ascolta, però la democrazia, se uno dice vabbè te voto sì, perché mi dai il reddito di cittadinanza, io te voto, bene così, no? Ma per carità, io sono anche libero adesso di alzarmi, mandarti a quel paese e buttarmi dal balcone e sono libero di fare anche questo. Certo. Però non ha logica, voglio dire. Credo una logica c'è, scusami, io ti prometto soldi facili e tu mi voti, non mi sembra complicato il discorso. Ma così le cose non cambieranno mai. Ma se a me va bene così, perché le devo cambiare? C'hai ragione pure tu. La seconda supposta è dedicata al signore del Mali che è riuscito a entrare a Malpensa Terminal 1. Malpensa Terminal 1
non è una stazioncina perduta in mezzo alle campagne, è Direi un di hub no. intercontinentale con un martello nello zaino, una bottiglietta con dentro mezzo litro di benzina. Al che uno dice: c'erano le telecamere? Sì, ci sono le telecamere, però qualcuno le deve pure guardare, figli miei. La seconda cosa che mi lascia veramente Però è un perplesso, po' dura però trovare, cioè siamo nella zona dove entrano tutti lì, no? Prima del, sì, del metal detector e dei controlli seri, no? sì, però sono i banchi del check-in, da lì fai giù una rampa e vai ai controlli, Ho Quindi, capito, però insomma è un po' dura. Se cominci, allora bisognerebbe mettere i controlli all'ingresso proprio dell'aeroporto, no? però ti dico, sì, anche potrebbe essere una soluzione, oppure far girare un po' di gente in borghese così a bighellonare e magari si accorgono di uno che entra, Sì, non ci sta infatti. con la testa, eccetera, eccetera. Infatti. No, io quello che chiedevo agli ascoltatori, due cose. La prima, se anziché questo signore fosse entrato il signor Antonino Danna e avesse fatto le stesse cose, che cosa ne sarebbe di me oggi e che cosa scriverebbero i giornali? Probabilmente il maschio bianco etero che dà di matto perché crede di signoreggiare sulla proprietà pubblica, eccetera, eccetera, il vandalo e così via. La seconda cosa che io chiedo, che io dico, nel pezzo di Fabio Amendolara si dice che questo signore, questo richiedente asilo, è stato bloccato perché praticamente uno di questi inservienti di Malpensa si è fatto scudo con l'estintore. Non vorrei che questo signore venisse messo sotto inchiesta perché poi diventa ma non dovevi farti scudo con l'estintore, ma dovevi valutare col bilancino come comportarti nei confronti di questo che stava dando di matto. La terza cosa è il caso Cisint. Abbiamo mandato in onda insomma il colloquio che ho registrato ieri con Anna Cisint. Tra l'altro mi sembra abbastanza evidente ascoltandolo che ho parlato comunque con una persona profondamente scossa dalla minaccia concreta di questo tizio, e però credo che dimostri chiaramente come un certo modo di vivere non si adatti al nostro paese e come soprattutto sia il caso di avere un sistema di espulsioni serie, sistema che Senti, ma funzioni. il minacciante che fine sta facendo? No, è stato spedito al suo paese d'urgenza. Basta. Per Almeno cui quello, diciamo. sì, lo ha detto Anna proprio ai nostri microfoni, quindi lo possiamo, Bene. non ne sentiremo la mancanza, Direi ecco, di no. mettiamola così. Direi di no. Allora, Antonino, grazie per le 3 supposte di oggi che abbiamo cordialmente recepito. Buona mattinata, naturalmente, e ci risentiamo Grazie domani. Giulio. Ma una Ecco, domanda: dimmi tutto. a chi portate stanno? Chi portate alla radio quest'anno? Ah, questa domanda non devi farla a me. Qualcuno che balli il boogie woogie in piazza? Io sai che sono sempre favorevole a questo Ma tu tipo di sai ballare il manifestazione. boogie woogie in Ma piazza? come no? Io sono uno dei massimi ballerini al mondo viventi di boogie woogie in piazza e E allora te ne darò pubblica dimostrazione. va bene, voglio pubblica soddisfazione allora, E io ringrazio anche Don Aspreno che è Grazie sempre a te. nel mio cuore, grazie al quale sono diventato un vero uomo. Grazie Don Aspreno. Bravo. E ora vai e conduci ciò che vuoi. Buona giornata. Ciccio, suppone che tu fossi al posto suo, che faresti? Io non suppongo, guardo la realtà, alle cose vere. D'accordo, ma un po' di fantasia ci vuole. Vedi, nella vita ci sono le cose vere e le cose supposte. Le cose vere le mettiamo da una parte